Il Veneto continua a reggere in fascia gialla, ma la curva pandemica, seppur lentamente, è tornata a salire. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, resta preoccupato. Non siamo ancora usciti dall'inverno e la terza ondata è dietro l'angolo. I suoi colleghi presidenti sono tornati a chiudere le scuole. Abbiamo un R-Conti che è salito, che inevitabilmente è salito alla luce del fatto che comunque le relazioni sociali e anche le buone temperature portano, diciamo, maggiormente alla creazione di assembramenti e, non ultimo, anzi lo metterei per primo, la presenza delle scuole aperte. Ragazzi che spesso hanno cariche virali alte, che sono asintomatici ma che rischiano di essere i vettori del virus. A questo si aggiunge il corollario del trasporto pubblico piuttosto che lo spritz. Chiudere la scuola è una sconfitta, ne è convinto Zaia, che però aggiunge. Non può neanche passare l'idea che chi chiude una scuola ha l'anello al naso e chi invece la vuole tenere aperta, anche per condizioni e questioni ideologiche, rappresenta il mondo intellettuale. Non è così. Nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro con il ministro Speranza e l'attesa di un nuovo DPCM, ma il nodo da sciogliere, la modalità di calcolo, serve un parametro omogeneo per tutti. Altra questione aperta, il passaporto vaccinale. Questa è proprio una roba da Europa. Sarà possibile che codifichiamo un documento che rilasciamo? Lo rilasciamo nella lingua madre e in inglese per tutti. È una discriminazione? Sì, sono convinto che sia una discriminazione, sono io il primo a dirlo. Certo, Perché lasciate perdere chi non si vuole vaccinare, ma chi non si può vaccinare, secondo me ha diritto di viaggiare come gli altri. La verità è che il mondo va nella direzione che se non ti sei vaccinato ci saranno delle strutture che non ti permettono di accedere.